tutti, oggi a Vabriguccia si brubena una strega. Attenti a quelli che vogliono scontrare, possono essere trasformati in rospi. I zideli di scuola di Bonteleccia ne tremano già. Oh zide, correte subito in dei vostri fratelli, andate. Apriamo le porte di Vabriguccia. Mimi, e guarda. Salute, Francine. Ma siete già entrati a dire scegli i vostri costumi? Mimi, Francine, un po' di Io dico già un meglio, perché chissà che oggi qui ci sono le streghe. Ma guarda come le sono belle queste streghe qui. Venite, ziti. Ma rega, non Venite. spavento. Oh, mi pare che ci sono anche i spicchietti. Piada anche i spicchietti, aspettate. Ne posso mettere un paio anche io? Vieni qui tu. Metti burro, Francine. Oh, ti sta proprio a sto capello, Sta bene? Oggi è di un tema che mi garba assai. Allora, che fai ci devi per queste streghe? Oggi fa un'improvvisata, dunque non ta udema di streghe e come sempre ce la guarda. Oggi di, ascoltate, prima ce la legge a nostra santa appena, allora, avanza appena, già rasti, avanza appena. E poi a burra do consigna. Fa una famiglia di personaggi. Fa una famiglia di personaggi. Allora, così quando noi abbiamo una famiglia di personaggi, che facciamo? Una famiglia, ci sono Esfarenze e ci sono anche Esumie, bravi. A quale mi posso assomigliare io? Vi assomigliate di tutte, qui mi batte. Cominciate a fare già una prima famiglia, te. A ma mettere un nostro baravento così e a ma va questo piccolo esercizio per lavorare a nostra famiglia di personaggi. Allora, venite tutti qui, di sto lato qui. Venite, Francine, metti di burro da noi. Allora, io vado a Gunsin, Francine, passa davanti. Allora, fatemi una famiglia di streghe dimmi che. Passa di burro da redo. Una famiglia di streghe, ma dimmi che. Andate burro, seguite da Francine, seguitate. Non lasciate mica sola, seguitate. Mostratemi, si vede di mighezza. Bravo, Savia, bravo. Bravo. Ok, attenti al baravento, non vado mica a cascare. Allora fatemi una famiglia di streghe appena in zarga, cattive. Allora, andate burro. Allora, mostratemi. Cattivi, vera cattivezza, bravi. Allora, così facciamo un po' le nostre presentazioni. Sapere, abbassa tu solo. Passa burro, voglio essere una strega contentissima perché ha mangiato assai serpi. Ecco, allora voglio essere a Ciarastella che è di una strega che ha paura, di una strega un po' impaurita. Pochi paura? Allora, che ha? Voglio essere una strega triste. Allora, una puzzi della mangiare. E per contro, il nostro amico Leandro voglio essere una strega appena baula. Vai pure. Chi baulaccia? Bravo. Io ne posso fare una anch'io. Tu fa una strega appena Massiani. Sai che è la strega Francine Massiani? Io fa strega io. Ma è proprio ella. Sapete, face così, ma è così davvero, Bon, allora, oggi e Pietro, mi tocca andare a trovare Fanu. A di avere già che la pronta, non queste streghe. A dopo! Guardate quelle caffacche. Oggi sono una strega e bacio da mangiare non mi bagiulone. Io faccio paura appena. Non ti manca paura. Fai paura di morire, Va. Allora, io, ciò che mi piace a me oggi è il fatto che noi cantiamo una canzone che è assai ritmata e vi propongo di cantare subito, giusto appunto, per scoprire il suo ritmo e di fare battere a misura queste idee. Che ne dici? Facciamo così. Allora, facciamo battere a misura. Insieme. Ecco. La cucina, ma con brusina, monte immagina,
penso che adesso va giù le bere gli ritmo, Yeah. Chi fa mi presentiamo Yeah. i canterini? Allora, abbiamo Francesco, Mathieu, Melissa E e Lisandro. Elisandro. Allora, che hai lavorato oggi con questa canzone? Allora, come ti hai detto tu prima, ma lavoro non ha un ritmo, perché hai capito che in questa canzone c'è un ribiglio che non ha un ritmo e a strova Yeah. non ha un altro. Non ha giustezza come sempre, e penso che alla fine mi trovi appena non ha l'interpretazione, chi ne dici? Yeah, a Ma me io mi direi. piace di fare appena di teatro, soprattutto con un tema così. Yeah. Ah, se tu mi permetti, a Giaultano Matteo d'arte plastiche. Infine, un nemica d'arte plastiche oggi, è piuttosto a cugina, un sanno anche già che la nava, l'imbroglio. A dopo, Zidelli. Saluto, Zidelli. Saluto Valentina. Mi chiamo Macambrosina. Allora guardate, mi dava una zuppa appena scema. Non so mica quale è da mangiare, ma sono sicura che deve assai gusto. Allora per cominciare, voglio da presentare i miei ospiti, quelli che hanno spamo zuppa. Abbiamo Andrea, Lisandrina, Francesca e poi abbiamo Pierre-Jean. Siete pronti che voglio a Belena? D'accordo. Ah, già l'ambacchio e andiamo zuppa per cominciare. Vi darete così buono. Allora, accanto a te, Andrea, hai messo qui? Ragni, allora ma cominciare per lampare i ragni Allora. questi dentro. Chi so come ragni? Sono malminiate. Di specie la più pericolosa e la più velenosa di Corsica. Ben a dire che Ueleno comincia a pigliare questi dentro. E chi sapete donna non sta malmignata, come si riconosce? Allora, di un ragno tutto nero Yeah. e che ha 13 punti rossi non ha un spino. Yeah, ma dimmi appena, tu sai qualcosa di noi non sta malmignata di Yeah. noi? Chi è? Di chi ha assai punti rossi. E poi qual è chi è più velenoso? Un maschio? La femmina, Che femmina. a femmina, ha un veleno, sa femmina. E si trova gusti dentro. E tu, Lisandrina, che ci lampi nella zuppa? Mette formigole. Formigole, brava, lampa pure formigole. E chi sapemo non te formigole? Che le so... Anna sai? Anasai forza. Forza, sapete quanto può un burta peso? Può un burta 10 a 50 volte uso peso. Più rendite conto? Sai qualcosa tu, Francesca, non tue formigole? Non hanno mica polmoni Yeah. e non hanno mica areti. E come va, Genoa a campa? Assente? Quelle vibrazioni di uba umane. Ah, idee. Allez, Io voglio andare a stare a sentire questo che abbiamo vibrazioni, fatto tipo a di nostra famiglia, un fare di rimoscio, personaggi. a andare a fare C'è la spia. stupidezza a capimaccia di streghe. D'accordo, allora, te, metti di qui, a ma va una piccola messa in scena. Che gli ha? Te, posa qui che gli ha. Tu puoi va, chi vuoi va in famiglia di streghe? A mamma. A mamma, te, tu farai a mamma, e così spicchietti si provi a mamma. Tu hai va tu a ula, hai va a strega appena a baulona, d'accordo? A zia. Allora metti di qui e tu sei appena scherzoso, no? Farai a zia di luce scherzosa. Metti di qui. Allora, chi ci manca per la strega? Balè. Per la capimaccia, come si dice in corso? Le ballet. Spazzole. A spazzola. Allora, pia burra. Ad spazzola, chi si può dire in un certo luogo a spazzola. Allora, cominciamo. Chi puoi per cominciare? Spazzola, spazzola, portami a un paese di dobbi giganti. A un cumbia di abiu. Vai burra. E ucciso per l'unda per una ora. Allora, un ciso per nonda per una orta. Vediamo pubblico, sempre. E ucciso per l'unda per una orta. Se rasta di delacia. Chi ci ha fatto Feglia, se resta, tu siamo mamma, se resta di delace, chi ci ha fatto dormire una urla? Se rasta di delacia. Chi ci ha fatto dormire una ura. E dopo? Sei sicuro che ti hai messo a gasolina? Sei sicura che ti hai messo a gasolina? Vai burra, feglia Sei sicuro che ti hai messo a gasolina? A gasolina? Ma chi dice?
Io gasole per le spazzole magiche. Si scema, si mubasadia usulare. E Allora, aspetta, ribiamo. Si scema. Si scema. Siamo passati a usulare. Si mubasa usulare. E troppo gara gasolina. È troppo gara gasolina. Andate voi. E troppo gara gasolina. Dopo. Lasciami voir. A Urubat, hai un tempo un'era mica così. Allez, puntatemi, tanto non c'è più batteria. Bravo. Puntatemi, non c'è più batteria. Come va? Ma aspettano in paese per fare vista di ibridi fritti. A vista. Ribiamo qui. Ma aspettano un paese per fare vista di ibridi fritti. Ma aspettano in paese per fare vista di ibridi fritti. A vista di ibridi fritti. La manca. Che muscus, sono sicura che è buonissimo. Sento che è malmignata e comincia a cuocere. Annasate. Sentite quell'ore. Allora continuiamo. Chi lampido, Francesca? A già lampa un serpo. Che bello serpo, mettilo burro dentro. Ditemi appena, in Corsica ci ne sono serpi velenosi? No, non ce n'è mica. Non ce n'è mica. Ci sono serpi di che colori? Verdi e gialli. Verdi e gialli. E chi mangiano? I dobbi e dubicciole. I dobbi. E sabili anche di gas e io arrivo al suo preferito. I dobbi. I dobbi e s'avvicinano di gas. Allora state attenti, che forse che io posso mandare a che serpo devo stregare. La sentite come le agogiano? Sentite. Ah, continuiamo. Ci puoi lampare, chi so qui? Grilli. I grilli, mettete qualche grilli nella zuppa e le lampade due. allora. Guardate, guardate che cuociono piano piano. Tenete, già mettete dentro una piccola pastiglia. Shh, fate rumore, aiutando a far spia a quelli che cantano. Shh. E puzza, puzza. Brave idee. Allora, hai visto che Uribilio e Astrova non sono mica allo stesso ritmo? Io no. Qual è che mi può cantare a prima Astrova? Lisandro, Mathieu? Quale? Allez, Mathieu, a te. 3, 4. La cugina, ma cambusina, monde magina, la ramina, uso zulune di astregone, che revugone e padulone. A te, Lisandro. Gira, Oh. e tasta, e puzza, chi puzza. Francesco, a te. Ci lampo un polpo, un veggio scarpo di rospo, scaglia di serpo, tobi minudi, grande minudi, ragni gurpudi, so benvenuti. A te. E dira, e tasta, e puzza, puzza. Che bello musco. Ah, non è mica messo. Chi so qui? Sono i vermi. Io voglio baspai, ma vermi. No. Allora lampali nella zuppa. Sono allergica. Sei allergica? Mettine appena. Mettine così. giudice mondiale. Guardati. E una giudice mondiale e una mica piaciuto. Ah, l'hai già paspadi? Ne ha mandato giudice per un anniversario e... Che gusto hanno? Mangia. Che gusto? Ci vuoi parlare appena di gusto? Un gusto di... Di secco. Non è mica uno, non è mica sapore, eh? A giù da stato di noi. Anche tu. Ma i miei sono buoni i vermi, vi arrede. Chi ci lampiamo donna qui? Ci sono le gabocce. Qual è chi lampa una gaboccia? Guardate come le gocciano. Se gabocce c'è un vermi d'orna.
Allora, mentre che tutto questo, vi propongo di andare a Lucia, la nostra piccola giornalista, che si trova in Croazia, in una magnifica città. Split. Come banana split. Come banana split, a te Luigi. Banana split. Oggi vi invito a Franca Umare Gume per andare non a Agosta d'Almada. Un binevade che c'è sempre un clima mediterraneo. Ma se ci vuoi volentieri, ci puoi visitare Split, una città croata che ha fatto al mare Adriatico. Ma visita Split ci rigola all'epoca dell'impero romano, quando l'imperatore Diocleziano fece costruire un palazzo da monte. E oggi quel palazzo è il centro storico della città. Costruito verso 300 d.C. dall'imperatore stesso, è un complesso con passaggi, colonne e sotterranei. Oggi ci si vedono esotici, i suoi creatori e migliaia di turisti. Vi potete cansare per passare la notte in un albergo, infine un hotel, ma sarete sempre in una corte di un palazzo imperiale, in dove un moderno si mischia con i muri antichi. Ma a me mi piace di noi l'anziano mausoleo di Diocleziano. Aspettate, conoscete la Casa Bianca in Washington, The White House? Così, a qualche chilometro di Split, c'è l'isola di Brač, in dove ci sono pedre operate per costruire la casa di un presidente americano ed altri palazzi in tutto il mondo. A ritrovati presto, cari amici. Grazie, cara Lucia. Ci siamo campati. Allora, chi ci ferma lampando questa zosola? Chi so che Scarauiuli. Allora, lampadeli dentro. Allora, ne troviamo in Corsica. Ce n'è uno di specifico. Di specifico, uno solo. uno. E com'è? Ciugo, negro. E si troviamo da maggio a ottobre non i fiori. Non tai fiori, a usole, li piace. Bego chi la fare, bicciare. Lasciatemi biamo gucciara. Un modello gucciarone per bere appena aiutare miniga. Fatemi appena di piazza. Sentite, Guilore. Allora, Zide, qual è chi voleva spamo zuppa? A giocare cosa fai? A giocare cosa? Come? Je l'ego a gaffa zuppa guama. Guardate! Adieu, cosa dentro un forno che cuoce. Ciao! Un boulet de mica baspa. A mi biu male. Lasciamo cappello e mi ne basso audeato. Abbedeci! Vabbè. E tu, yeah. Allora, adieu fatta paura. E un poliuene, adieu gago meia con voi. Allora, abbiamo cominciato a prontare una bella scenetta. C'è la nostra amica di Gabi Maccia di Estre e dopo ci sono l'altra strega, mamma, a zia e anche una zideluccia appena scherzosa. Così di ribien, posto che c'è Francine. Così. Mamma di appena in zerga. E sempre in zerga, visto, spittietti così. Allora, ciò che di Brobon lì. I vediamo appena, così li puoi aiutare perché è un traccio da aiutare, siamo un traccio di costruisce, non è anche pronto, ma allora, ci mettiamo qui, allora si deve ribiare le vostre piazze, da principio, e pensate a tutto ciò che vai a devate, dirà. Tu non giochi mica come lo sieve, che ne ti devi mettere un cappello, un caello. Allora, torna a mi uria franca, ci ha pensato. No, anche tu, vabbè, metterò il cappello anch'io. Allora, pensate a tutto ciò che abbiamo detto, vabbè? Da un principio. Tu che hai detto? A principio. Allora, attacchiamo. Spazzola, spazzola, portami a un paese di dobbi giganti. A un combia più. E ucciso per l'onda per una volta. C'era sta zideraccia che ci ha fatto don una urla. Sei sicuro che ti hai messo la gasolina? A gasolina? Un gasole per spazzole magiche. Si scema, si imbassa di usare. È troppo gara a gasolina. È troppo caro,
Pensa Francina. Lascia Nigrua. A Urubac, ai modem punera mica così. Allora, dia assai, ma la va così, Abi va così. Allez, lasciami broa. A Urubac, ai modem punera mica così. Allez, puntate, mio, tanto non c'è più batteria. Puntate. Come già va? Aspettano in paese per far vista di bridi. A vista di briti. No. Odidemi, una spazzolano. Ah, sì, musa. Allez, culemo, ci non andiamo. Allez, culemo. C'è da mangiare un po' di briti. Allez. Andiamo. Allez. Ci siamo campati. Ha già avuto una paura scema con tutte queste stelle a tempo. Ma per me è ora di andare a cantare appena Gufanu. Ci ritroviamo dopo. Ci ritroviamo. Per il nostro ritratto. A dopo. So qui. T'aspettavo. Sai, accanto sono tracce di preparare una zosola. Chi volerebbe farvi da sta dopo se così da consento. T'acheteremo. Allora, io già che volerebbe avere queste idee, le di per questo che ho abbiato un pelo di Mac Ambrosina e di io appena lanta l'interpretazione. Allora, qual è che conosceva questa canzone? Chi volerebbe provare? Prima Lisandro, le bene. Metti di un cappello e fa come me, vedi quando faccio la schizzetta, chi mi bio per una strada, metti di davanti o dopo pubblico, bene qui accanto a me. Allora, va nu, voglio accompagnarlo, fa come se tu mi hai da Belena. Ci lampo un polpo, e ci scherpo, faccio di rosso, scadia di scherpo, tobi minudi, grande minudi, ragni gupudi, so benvenuti. Bravo, bene qui. A quanto che Melissa, metti di un cappello e a strega, metti di faccia auto pubblico e poi faccio una bella interpretazione. Fammi un ribilio con ella. E gira, 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 e tasta, 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 e puzza, puzza. Quale chi tocca, chi mette in bocca E non riocca, sa zupa sciocca. Brava, ma tu è bene? Ci vai appena un ribilio anche tu? Elle è bene, chaque dio di cappello. Sì, una vera strega. Guarda il buco. E gira, Gira, e tasta, tasta, e puzza. Gira, tasta e puzza e basta. Bravi, cantate proprio Aggiungiamo un suono, no? Sì, ti voglio sentire Francesco, appena più forte, d'accordo? Chi t'accade? Allora, contiamo, allora. La cugina, ma con cugina, monde immagina, la ramina, uso zulone, dia stregone, che le vugone e pagiulone. E gira, e tasta, e puzza, chi puzza. Ci lampa un polpo, un vecchio scarpo, scaccio di rosso, scaglia di scarpo, tobi minudi, ragni corpudi, so benvenuti. E gira, e tasta, e puzza. Quale chi tocca, chi mette in bocca e non riocca, sa zupa sciocca. E gira, e tasta,
chi puzza. Gira, tasta, puzza e basta. L'avete cantato proprio e siete veramente artisti. Ma nostra fabricuccia di gonfi a berrodie. E vi propongo di andare a passare una piccola zosola con ragni, con insetti. E poi ci vedremo di nuovo il nostro ritratto. Venite con me? Allez, venite, zide. Andiamo. E ora di via un ritratto.